Ebbene, eccolo qui, il re dei teenager. L'uomo che produce tutti quei dischi che i vostri ragazzi cantano e ballano. Ecco il signor Phil Spector. Il successo fa un effetto strano alle persone, può rassicurarle oppure mandarle fuori di testa. Cosa porti di nuovo nel mondo della discografia? Un nuovo suono? Nessun nuovo suono, ho già difficoltà a prevalere su quello vecchio. Davvero? Certo, le novità le lascio agli altri. Credo che il successo lo facesse sentire a disagio, per quanto lo rallegrasse e sentisse di meritarlo. Gli ha permesso di assecondare alcuni dei suoi lati peggiori, amplificando anche gran parte delle paranoie che già lo tormentavano. Mi hai preso per un idiota, vuoi fregarmi con domande del tipo cosa ne pensi di queste Se canzoni? fossi in te non farei questo Ecco qui, tipo di domande. avete sentito? Ora iniziamo a parlare sul serio. Non vuoi parlarmi, Phil? No, parla con la mia antagonista, Erta Kitt. Iniziai a vedere in lui cose che non mi piacevano. Sapevo che aveva delle insicurezze, ma poi sono iniziate cose come andare a pranzo fuori e portarsi delle guardie del corpo. Sai, ho alcuni amici nel backstage che non vedono di buon occhio queste sciocchezze. Chi c'è lì? Non importa chi c'è. Li sentirai quando attraverseranno il muro. Oh, Quando qualcuno iniziava a litigare con lui, gli bastava dire «venite fuori» e le due guardie del corpo uscivano fuori. Lui non voleva mai sporcarsi le mani. Mi sembra particolarmente suscettibile. Sì, non ne hai la minima idea. Non c'è Davvero? mica niente a farvi buttare fuori. cos'è che ti rende così? L'ignoranza, come la sua. Lui sapeva benissimo di non stare bene. Sapeva benissimo quali erano le sue condizioni mentali. No. Sono molto Si serio. rendeva conto che c'era qualcosa che non andava. Gli altri lo vedevano, ma anche lui se n'era accorto. Dai, Erta, dimmelo. L'unica cosa che posso dire è che credo in Socrate. Ci credi? Sì. Ma lui crede in te? Conosci il detto che dice dategli corda e si impiccheranno da sé? Ah. Spector, da genio ad assassino, dal 23 marzo su Crime Investigation.